Amici bellini, forse ci siamo, eh? Ci sono notizie che vogliono il Fenerbahce molto interessato a Lukaku, con Lukaku che parrebbe stia aprendo alla destinazione, il che potrebbe aprire poi il nostro calciomercato. Dobbiamo capire quali sono i margini per poi fare qualche acquisto. Oggi c'è però anche l'amichevole, cominciamo. Allora, oggi non riusciamo ad andare live, purtroppo non ho una gig, ce ne ho due, quindi starò in macchina verso il locale quando comincia la partita, però potrei avere un momento di pausa tra le due gig e magari vi faccio un video da cellulare è sbagliato commentare il risultato. Però gli amici bellini mi diranno come sta andando la partita e voi me lo potete dire nei commenti. Bentornati! È un giorno di giubilo perché ovviamente se riusciamo a piazzare Lukaku si libera un bel ingaggio, uno dei più pesanti che abbiamo in rosa. Non si libera il posto ancora, Cioè, via Lukaku non significa dentro subito Gabriel Jesus. Capiamoci, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Ve lo voglio far vedere per bene, ma prima chiedo a questi 32% qua di non iscritti che guardano i video, iscrivetevi al canale, è gratuito. Lo sfizio mio di arrivare ai 30.000 tondi e poi non ve lo chiedo più. Penso che 30.000 sia perfetto, poi chi si vuole iscrivere si iscrive, non lo chiederò più. Quindi arriviamo ai 30.000 entro l'inizio della stagione e ci divertiamo. Allora, ci spostiamo per spiegare una cosa. Visto che del video di ieri, insomma, ho parlato non solo di quello che rappresenta Gabriel Jesus come materiale tecnico, come dubbi sugli infortuni, una serie di cose, ma ho parlato del modulo perché se arriva Gabriel Jesus non credo che possa fare la riserva a Højlund e non credo che il Napoli voglia far diventare Højlund una riserva. Più facile immaginare che se hai questi due giocatori li devi far giocare insieme. Però andiamo con calma, perché adesso vi porto anche sul campo. Questa è la situazione al momento, no? La conoscete a memoria e quindi non c'è bisogno. Però nel momento in cui noi togliamo Lukaku da qua e lo buttiamo qua, ok? A posto. E che non abbiamo liberato niente. Come vedete, la lista dei 17 è ancora completamente occupata. Quindi per far entrare un Badiashile Shield, dove ci stanno facendo sapere che non è assolutamente fatta, bisogna ancora limare molti dettagli dell'operazione. E per far entrare un Gabriel Jesus servono altre uscite. E vi dico secondo me quali sono i più indiziati con entrambi i moduli. Cioè se Allegri continua con il 4-3 o se vuole passare definitivamente al 3-5-2 o se vuole, mi sembra la decisione più saggia, tenersi aperte entrambe le strade per poi lavorare a seconda dell'avversario, a seconda del momento della partita. Quindi ci spostiamo sul campo partendo dal 4-3-3. Come vedete le coppie sono tutte fatte. Ora però ti fidi, non ti fidi della Famarin, di Marianucci in questa zona. Abbiamo già pensato a un Olivera che si può spostare qua. Se Olivera si sposta qua, Spinazzola resta solo. Ma già abbiamo visto una cosa. Abbiamo visto un Lang utilizzato a tutta fascia nella seconda parte dell'ultima amichevole e capiremo oggi se Allegri vuole provare qualcosa di simile. Ci dicono di una probabile formazione ancora col 4-3-3 e ci portano Alison Santos titolare stavolta. Quindi mi interessa moltissimo perché è una chiave proprio tattica. Al momento, come vedete, sono tutti accoppiati, tenendo presente già fuori Lukaku e fuori Buongiorno almeno fino a gennaio, e c'è uno che è scoppiato, che è il Jolly in questo momento, Giovane, che è stato presentato anche al pubblico, si dice Giovane, e quindi va bene così. Allora, cominciamo con un mio omonimo, Guido, che ha una domanda per Contini. Ciao Guido. Questo Jolly può essere utilizzato qua, ma Politano non si tocca. Può essere utilizzato come punta e lo sta utilizzando Allegri anche a sinistra, dove trova un po' più di spazio. You can do it. You did it. Quindi per far entrare un Gabriel Jesus io non mi sento di sacrificare Giovane, anche perché l'hai comprato l'anno scorso ed è difficile da ammortizzare completamente. Quello più indicato ad uscire è Lang, perché si sta parlando di questo interessamento dell'Ajax con ancora il pressing del PSG per Mika Götze, e quindi l'Ajax farebbe i soldi per poter prendere Lang e tutto avrebbe un senso. Quindi se togli Lang e lo metti qua, Giovane in teoria può andare qua,
così come ci può andare Neres, perché anche Neres si adatta a giocare anche a sinistra, e a quel punto avresti lo spazio per il Gabriel Jesus, che potrebbe essere il Jolly, ma non lo puoi uno che prende i soldi che prende, probabilmente prenderà un ingaggio simile Lukaku, magari più basso, però è uno che sarà tra i più pagati della rosa. Quindi un giocatore del genere secondo me gioca. Però mettiamolo qui, e questa squadra va bene a livello di liste, però non hai fatto entrare il difensore. Quindi se riesci a far entrare il difensore, che è ancora un over nel caso di Badiashile o nel caso di Gatti, non ci pensiamo proprio, per far entrare lui, che lo metti qui, deve uscirne un altro, e quest'altro secondo me è Lucca. A quel punto vedete come il 4-3-3 è strutturato con tutte le coppie, con un bel po' di jolly per quanto riguarda la difesa, perché Beukema teniamo presente che è ancora mezzo infortunato, quindi partiresti con queste due coppie, Rachmani Marianucci, Rafa Marin Badiashile, Olivera che ti può dare una mano anche qua, e questa è una situazione logica con tutte le coppie per il 4-3-3. Quindi deve uscire Lang, deve uscire Lucca, oltre a Lukaku. Se invece si volesse passare al 3-5-2 o al 3-4-2-1, ed è presto detto. Come vedete in questo caso Olivera diventa braccetto, Mani Marianucci, Beukema Di Lorenzo. Politano è facile immaginare che possa fare il tutta fascia a destra, non è un problema. Quello che è più difficile pensare che possa fare il tutta fascia a sinistra è Alison Santos. È stato provato Lang, ma ricordiamo che Lang ha mercato, quindi se tu togli Lang, l'unica cosa è che Alison Santos diventa un potenziale tutto fascia quando le cose non stanno andando bene. Seguitemi nel ragionamento, perché io lo voglio tenere più vicino alla porta possibile, ma secondo me è l'unico che ha le caratteristiche per fare questo ruolo. Situazione di equilibrio, c'hai Olivera e Spinazzola, e Alison Santos può fare la seconda punta, così come lo può fare Giovane, così come lo può fare Neres, a supporto, levo Lucca ovviamente, a supporto di Gabriel Jesus o Højlund. Vedete che non cambia moltissimo. Poi ci puoi mettere il Vergara, il De Bruyne lo puoi mettere qua sotto punta, dipenderà da come vuoi giocare con le due punte. In una situazione di grande coraggio, oppure se ti trovi in svantaggio e quindi vuoi utilizzare l'attacco più pesante, vedete Højlund e Gabriel Jesus entrambi in campo, Politano e Alison Santos sulle fasce, diventa arrembante, cosa che ha fatto Allegri in alcune partite col Milan. Poi improvvisamente metteva tutti i giocatori di qualità tutti insieme per recuperare un risultato, e a questo punto con il Di Lorenzo che ti fa il braccetto e che quindi spinge molto, lo stesso Olivera che abbiamo visto inserirsi da braccetto un po' come faceva Pavlovic l'anno scorso, ovviamente con caratteristiche molto diverse, lo vedremo sicuramente fare a Di Lorenzo. E a quel punto puoi anche immaginare che magari qua te devi recuperare il risultato, ci va un Anghissà con McTominay pronto a buttarsi dentro, col De Bruyne, col Vergara. Quindi ha tutto molto senso, anche se di base io credo che in partite equilibrate dove si comincia palla 0-0, insomma fasi di studio, uno tra i due, Højlund e Gabriel Jesus, uno tra i due, e al suo fianco o un Alison Santos che fa quello che più o meno voleva far fare a Leao, o un Neres o un Giovane che ti danno un pochino più di garanzie di equilibrio in fase iniziale. Volendo, io mi sono anche allargato dicendo l'Udinese, pensate all'Udinese, nel senso Davis punta, Zaniolo a supporto. È un calcio un po' vecchio, un pochino italiano, va, nel senso più brutto del termine, nel senso molto chiusi, molto coperti, diciamo, con la possibilità però durante la partita di aggiungere potenza di fuoco. Poi se prendi il Badiashile, che ovviamente può andare qui, allora tu Olivera te lo puoi giocare anche a tutta fascia ad alternarsi con Spinazzola, e diventa l'Alison Santos il Jolly, o il Giovane diventa il Jolly, resta il Jolly pronto ad occupare quelle situazioni. Quindi secondo me questa è la situazione ad oggi. Obbligatorio, ritornando a questa situazione, trovare una squadra per l'Ajax e una squadra per Lucca se vuoi fare il difensore over e l'attaccante di grido che almeno ti fa sognare un pochino. Poi ci sono dei problemi, come il tifoso più cattivo poi si accanisce contro De Bruyne, che è un giocatore finito, uguale si potrà fare con Gabriel Jesus appena sbaglia uno stop, lo sappiamo, lo mettiamo in preventivo, però è un giocatore pesante che ti garantisce quell'idea di un giocatore che ha vinto tanto,
che è stato in Premier per tutta la sua vita, insomma, col City, con l'Arsenal, insomma, livello che poi in Serie A, se stai bene fisicamente, puoi giocare in ciabatte. Non dimentichiamo che dobbiamo vendere anche tutti questi, ma questi sono delle pisciatelle. quei classici giocatori che poi alla fine le squadre medio-piccole aspettano di prenderti per la gola perché all'ultimo secondo ti offrono anche pochissimo e tu accetti anche al ribasso pur di non tenerti uno stipendio sul groppone che poi devi tenere anche fuori lista e che non puoi utilizzare. Quindi ci sarà da aspettare, servirà un po' di pazienza per i vari Foroluccio, Lindstrom, Cajuste, Cagiasti, Ngonghe, Khedira, Shvira, entrambi. E nel frattempo abbiamo piazzato Sgarbi alla Samb San Benedettese. Tutto questo ricordiamo che Buongiorno si presuppone che dovrà rientrare nella lista a gennaio e là il Napoli dovrà fare altri discorsi. È uno di quelli che secondo me non si muove da questa squadra, anche perché gli puoi chiedere una cosa del genere, è proprio Mazzocchi, che Mazzocchi rappresenta uno che ci sta nello spogliatoio, anche se non è un protagonista assoluto della stagione, anche se non parte mai da titolare e si ritaglia pochi minuti, è utile per gli allenamenti, un po' come Nikita Contini, insomma se ne dice un gran bene. E se chiedi a Mazzocchi, Core Napoli, ti puoi togliere dalla lista, possiamo togliere dalla lista perché dobbiamo far entrare Buongiorno, io credo che Mazzocchi sia ampiamente disponibile a continuare a lavorare con la squadra anche senza essere in lista. Il Napoli secondo me non sta affondando né Favasoli né Fortini, anche se ricordiamo che questi qua di fascia li puoi aggiungere alla lista senza problemi perché sono gli under, quindi gli under li puoi mettere e non cambia niente. Devi solo tenere presente un over che dovrai sacrificare a gennaio per far rientrare Buongiorno, e può essere Mazzocchi, ma se non arriva Favasoli Mazzocchi ti serve, e a quel punto, sempre che tu non riesca a piazzare Neres, perché se passi effettivamente al 3-5-2 l'abbiamo visto molto bene vicino a Oilu, quindi può essere pure che si voglia ricalcare quella storia là. Mi fanno sapere dalla regia, no, non mi devo dimenticare, che è uscita anche la voce di Leoni, il giovanissimo difensore che poi è andato a Liverpool e si è infortunato subito. Pare che sia a breve riarruolabile con la squadra e sta uscendo questa voce di un Leoni proposto al Napoli. Significherebbe un altro giocatore che non ha giocato mai l'anno scorso e che quindi potrebbe essere un prestito, anche perché io non credo che il Liverpool te lo dà. Cioè, l'ha avuto per un anno a stipendio, infortunato, e poi te lo dà. Hanno preso Araujo, però, e quindi potrebbe essere che si coprono con Araujo e vogliono mandare Leoni a riabilitarsi, a farsi un anno di campo da qualche parte per riprendere la forma e poi rientrare alla base. Siamo noi la squadra che deve prendersi questo rischio e quest'altra scommessina? Non lo so, ma mi spiegherei il perché il Napoli non ha ancora affondato per nessuno di questi difensori di cui si è parlato e stiamo vedendo qual è la strategia migliore da fare. Tra l'altro noi dobbiamo affrontare non vi dimenticate, noi dobbiamo affrontare il Celta Vigo, l'Inter ha battuto la Juve e il Milan ha perso col Chelsea. Amorim non riesce ancora a vincere la sua prima partita stagionale, però hanno fatto amichevoli molto più pesanti di quelle che abbiamo fatto noi. Ricordiamoci che i risultati non servono a nulla in questi amichevoli, però le abbiamo sentite le parole di Politano a fine partita, a loro fa sempre piacere vincere e non perdere, e quindi ti aiuta con l'autostima, ti aiuta a capire se degli esperimenti funzionano o meno. Quindi guardatela se potete la partita di stasera e poi ne parliamo domani. Magari io, se riesco a recuperarmi, riuscirò a recuperarmi, non vi preoccupate, facciamo le nottate e facciamo proprio l'analisi tattica invece del commento a caldo solamente, l'analisi tattica della partita col Celta Vigo, perché col Celta Vigo sarà partita vera. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Bene Lukaku, lo salutiamo, lo ringraziamo perché sicuramente è protagonista assoluto dello scudetto di Conte, ma dobbiamo guardarci avanti. Bene che abbia mercato, a differenza di altri che non sono le macerie di Conte, però sono macerie che comunque ti sono rimaste sul groppone, lì sappiamo quali sono.